Quanto guadagna un camionista in Italia? Riporto questo video perché me l'avete chiesto in tanti in live. Un camionista può guadagnare dai 2.000 ai 4.500 euro. La fascia è così ampia perché il nostro lavoro è molto vario. Tra i 2.000 e i 2.500 euro si fanno lavori giornalieri semplici, con non troppe ore di impegno, circa 10 ore massimo. Tra i 2.500 e i 3.000 principalmente ci sono i lavori nazionali, con qualche notte durante la settimana. Dai 3.000 ai 3.500 euro si inizia a stare fuori tutta la settimana, con tante ore di impegno. Sopra i 3.500 euro e i 4.500 euro si inizia a stare via più di una settimana. Nella maggior parte si fa il trasporto internazionale o quello eccezionale, e credetemi che per una responsabilità del genere, parlo del trasporto eccezionale, i soldi non sono tanti. E ricordatevi che quello che si guadagna va in base anche all'azienda per cui lavori, al trasporto che effettui, quindi centina, frigo, ADR, trasportare una bomba dietro non fa per me. Un consiglio ai ragazzi giovani che vogliono iniziare a fare questo lavoro: non fatelo per i soldi, fatelo se vi piace veramente, fatelo per passione. Poi certo non è che andiamo a lavorare gratis, ma ricordatevi, non fatelo per i soldi. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate, seguitemi per altri contenuti sul mondo del camion e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!